A novembre siamo chi mense maniche e si vive bene. Abbiamo il mare, il clima a Palermo, non manca niente. In Sicilia non manca, forse siamo male amministrati, questo è vero. Viva la vida y viva la muerte, viva la pena y también la... Io sono Rocky Uno, è un nome che se mi è stato appioppato di famiglia. Mi hanno dato un nome d'arte già da piccolino perché magari loro intravedevano qualcosa di positivo. Tant'è vero che io faccio cinema, calcio e musica, quindi a parte il mio lavoro che è un'arte. Rocky Balboa è nato dopo di me. Io sono nato 50 anni fa, Balboa è nato dopo. Quando ho fatto il mio primo panino, devo avere 5-6 anni. Mangia, poi dopo se ne vuoi un altro, da bere poi qualcosa. Questa è un'attività di famiglia. Abbiamo un po' di clientela. C'è un lavoro di preparazione e poi qua facciamo la parte terminale, c'è la vendita. La gente stanno tutti bene, Palermo c'è l'arte di arrangiarsi. È chiaro che determinate cose burocratiche non funzionano, su questo siamo d'accordo, ma io della mia Palermo non me la metto. Da piccolino imparavo il mestiere di famiglia e cercavo di imparare. Prego, dovete mangiare. Mangiate, oggi è gratis, non pagate niente. Solo la manodopera ti faccio pagare. Pane camea usa. No pane camea usa, come è scritto in altri venditori, che io non condivido. Si chiama pane camea usa. Questo è un pane fatto apposta, vedi? Questa è una focaccina bella fatta tutta incemenata, morbida, adatta, poi pane camea usa. Si fa un lavoro di preparazione, poi si taglia a fettine e sequenza, come si dice a palermitano, e seconzo pane camea. Il panino con la mizza è un misto, comprende la mizza, il polmone, attacca a ghiad. Sarebbe la parte un po' callosa da mangiare, no? Tutto l'assieme poi diventa come un condimento di una salsa, giusto? Poi diventa pane cameo, ma è tutto un assieme e poi viene riscaldata con lo strutto, saime, siciliano, saime.